immigrati sardi del nord. Ci racconti un po' la storia. Innanzitutto un auspicio. Siccome dopo molti anni si sta riaccendendo un minimo di attenzione sui problemi dell'immigrazione sarda, mi auguro che questo avvenimento, l'inaugurazione di questo museo, sia il primo passo perché si risvegli nel mondo politico e non solo politico, culturale sardo, un'attenzione verso questo fenomeno che, come diceva Serafina, è la nostra storia. Pregherei, si sente un brusio fastidioso, mi scuso con le persone, però con chi parla poi non riesce a essere attento a ciò che dice. Grazie. Dicevo, la verità è che in ogni famiglia dei sardi c'è un immigrato o c'è stato un immigrato, però noi abbiamo vissuto male questo fenomeno, non l'abbiamo rimosso per moltissimi anni. A me capitava di andare in vacanza in Portogallo, in Spagna durante l'estate e passavi un paese, c'era la fiesta dell'emigrados, perché tutti quanti questi paesi mediterranei hanno avuto grandi flussi migratori e tutti la festeggiavano. In Sardegna, zitti, nascosti, noi non vogliamo manco sapere che sono gli emigrati. Eppure, non so, parlavate di Asuni, ma Chiaramonti ha 800 iscritti all'AIRE. Chiaramonti è in tutto 1100 abitanti, l'80% sono immigrati. E come Chiaramonti centinaia di paesi della Sardegna. La Sardegna si è svuotata perché se ne sono andati. Sì, molti sono arrivati lungo le coste, ma la maggior parte sono migrati fuori. C'è un dato che io cito, è questo, è un dato ufficiale del Ministero degli Esteri. Nel dicembre del 1971 risultavano fuori dalla Sardegna 288.000 sardi, di cui 216.000 in Europa. Quindi il Ministero degli Esteri non conteggiava, perché non esistevano anche per la Sardegna gli emigrati oltreoceano, perché erano stati rimossi. Quelli che erano emigrati prima del dopoguerra non esistevano, non erano più considerati sardi, cancellati, e sono altrettanti rispetto a quelli che sono in Europa, e non conteggiava neanche quelli che sono in Italia, che sono altrettanti se non di più di quelli emigrati in Europa. Quindi se si fanno i conti, già nel 1970 c'erano quasi tanti sardi fuori dalla Sardegna quanti ce ne sono in Sardegna. Quindi è un problema che riguarda tutto il nostro tessuto sociale, tutta la nostra storia, e non va dimenticato, anzi va recuperato, perché soltanto riacquistando la consapevolezza di che cosa siamo, di che cosa siamo stati, di che strada abbiamo fatto, perché l'immigrazione arricchisce, l'immigrazione scatena i valori positivi che ci sono in noi. Ad emigrare non sono gli ultimi, sono i primi, sono quelli che hanno più coraggio e sono quelli che poi ritornano e danno aiuto. Se ci sono ancora case costruite recentemente nei paesi della Sardegna, sono state costruite quei soldi che non hanno dato gli immigrati, che hanno sempre il sogno di rientrare e di vivere gli ultimi giorni della loro vita, almeno per respirare ancora, diciamo, il sogno della loro vita, della loro giovinezza. Ecco, secondo me bisognerebbe riuscire a fare uno sforzo. Mi rendo conto che ci sono motivi di crisi e che le risorse non sono abbondanti, ma uno sforzo per riaccendere un minimo di faro sulle problematiche dell'immigrazione secondo me è indispensabile, anche perché l'immigrazione rappresenta e può rappresentare una ricchezza anche da un punto di vista economico. Se si riesce a coinvolgere i contatti che queste nostre comunità nel mondo hanno nei paesi dove si sono insediate, si riesce ad accendere anche un processo di crescita e di scambio economico. Io mi auguro che da oggi si faccia il primo passo verso una strada nuova. Grazie, buongiorno.